Generalmente alla fine della primavera o all'inizio dell'estate si procede alla tosatura delle pecore. È questa un'operazione antichissima che si effettua con particolari cesogli a molla, ideali per non stancare le mani del tosatore. Rappresenta il primo momento della lavorazione artigianale della lana. La tosatura si può effettuare una volta l'anno e si ottiene lana con fibra lunga, o 2 volte l'anno e si ottiene maggior quantità di lana ma con fibra corta. La quantità della lana dipende, oltre che dalla razza dell'animale, dalla parte del corpo cui viene prelevata. Più pregiata è quella del dorso. La lana viene quindi lavata in mastelli di legno, indispensabili per il bucato a mano. Il lavaggio ha lo scopo di eliminare le impurità che aderiscono alle fibre. Terminato il lavaggio, la lana viene versata sull'erba e lasciata ad asciugare al sole. Una volta asciugata, la lana viene cardata. L'operazione della cardatura serve per liberare la lana da tutte le sostanze strane e nello stesso tempo ridurla uniformemente soffice. Su una tavola fissa guarnita di punte metalliche si colloca la materia filamentosa, che si fa penetrare nelle punte per mezzo di un'altra tavola mobile. Col movimento della mano, i grovigli della materia, impregnata tra le punte delle due tavole, vengono sciolti e i filamenti di lana districati, separati e puliti, andando a collocarsi tra i diversi ranghi di punte della tavola fissa. Si procede alla filatura. La filatrice con la mano sinistra fissa le fibre, mentre con la destra imprime al manubrio il movimento rotatorio, che tramite una cordicella di trasmissione fa girare il fuso, sostenuto orizzontalmente da due supporti. Il lavoro avviene in due tempi. In un primo momento la filatrice tiene la mano sinistra quasi verticalmente al fuso, effettuando così la torsione e non l'avvolgimento. Quando il filo prodotto è lungo quanto lo consente il braccio, lo avvolge sul fuso, invertendo il movimento rotatorio del manubrio. Un altro sistema per filare è dato utilizzando il fuso ad alette. La caratteristica essenziale di questo lavoro continuo è dato dalle alette per la torsione, che abbracciano il rocchetto sul quale il filo si avvolge di mano in mano che è prodotto. Questo sistema si differenzia da quello precedente, in quanto le due operazioni di torsione e di avvolgimento avvengono contemporaneamente ed il lavoro procede continuo. Successivamente, per ottenere un filato più consistente, si procede alla torsione di 2 o più gomitoli. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.